Incentivare la diffusione di soluzioni per migliorare la sicurezza in moto, magari sostenendo la tecnologia airbag, è questo l'obiettivo della mozione approvata in modo unanime dal Consiglio regionale del Veneto, che in questo modo si rivolge al governo perché preveda specifiche detrazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, simili per intenderci a quelli già utilizzati nelle corse sportive. Sono ancora troppi infatti gli incidenti che coinvolgono centauri in Veneto, come racconta la cronaca dell'ultimo periodo, e che la trevigiana Sonia Brescaccini, presidente della Quinta Commissione Sanità, ha ripercorso in aula a Palazzo Ferrofini. Anche in questo periodo purtroppo diversi concittadini hanno avuto incidenti. Pensiamo ad esempio a Manuela, Mattia, Nicola, per citarne alcuni. A loro va il nostro ricordo, anche a chi subisce poi conseguenze alla salute in modo permanente e anche ai loro familiari. Ferite materiali e morali da prevenire per l'appunto agevolando l'acquisto di dispositivi con fondi che potrebbero arrivare dal recovery plan o comunque da strumenti di origine comunitaria. La proposta recepita da Venezia è partita dal Trevigiano, in particolare dall'Associazione Manuela per la sicurezza stradale. Il nostro è quello di creare un emendamento sul codice della strada, di dare obbligo a tutti alle due ruote di usare dei giubbotti, degli airbag, dei gilet, di usare l'airbag del seggiolino, però ogni motociclista deve essere protetto. Il Veneto fa così da apripista una mozione che vuole fare il Giro d'Italia e che presto potrebbe arrivare anche nei consigli comunali del territorio.